Ben ritrovati, eccoci puntuali come ogni settimana per parlare insieme a voi, insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, Bentrovati, avvocato. bentrovati. Oggi avremo un po' di notizie buone, si spera. Sì, abbiamo cercato quelli che possono essere, diciamo, degli aiuti concreti alle famiglie in questo periodo di crisi economica, oltre che sanitaria. Beh, Per chiaro, cui sì, insomma, un perché piccolo aiuto. si fa sempre più sentire questa crisi economica. Certo. Saluto anche Cristian Scalmazzi, Confimitalia Cosenza, bentornato, la vedo in forma, Grazie e bentornato. buonasera. Con lei e insieme anche a Mariella Ippolito, che saluto, eccola già in collegamento, Grazie, bentornata. buonasera. Bentornata Bentrovati. anche a Mariella Ippolito, vedremo un po' come è andato questo click day, no? Ieri c'è stato anche tra l'altro un attacco hacker proprio nel giorno del click day, adesso ci spiegheranno, fra poco ci Perfetto. spiegheranno quello che è accaduto, insomma vedremo come è andata, quante sono le domande, se abbiamo già questo dato. Intanto andiamo sulle novità, no? Che Sì. interessano tantissimi cittadini. Iniziamo dalla morosità incolpevole. Nelle scorse puntate ne abbiamo parlato tantissimo, no? Della morosità incolpevole, è stato rifinanziato, Sì, è quindi stato rifinanziato il fondo per la morosità incolpevole. Ricordiamo che cos'è. Lo Stato praticamente riconosce ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 26.000 euro, per cui la platea è molto ampia, che abbiano difficoltà a pagare il canone di locazione, riconosce 8.000 euro che vanno pagati direttamente al proprietario. Quindi fino a 8.000 euro c'è questo fondo morosità incolpevole a cui possono accedere i nuclei familiari in difficoltà per il pagamento del canone di locazione che abbiano un ISEE inferiore a 26.000 euro. Quindi che cosa fare? Chi si trova, quindi abbiamo visto che la platea è molto ampia, chi si trova in questa situazione deve tramite CAF praticamente la pratica la manda online, bisogna produrre naturalmente è una norma anti-elusione fiscale, certo. parliamoci chiaro, perché bisogna naturalmente produrre il contratto di locazione regolarmente registrato, l'anagrafica e naturalmente la certificazione ISEE in cui si dimostra di avere un reddito sotto i 26.000 euro. Quindi chi si trova in questa situazione, soprattutto in questo periodo, cioè fino a 8.000 euro copre, ci sono fondi pubblici, per cui diciamo è un sospiro veramente, è un sollievo sia per le famiglie che devono pagare il canone e per i proprietari che possono attingere a questo fondo tramite i conduttori e quindi insomma riequilibrare un poco quelle che erano questo disequilibrio che si è creato in questi troppi mesi di difficoltà economica e sanitaria. Certo, perché noi pensiamo anche ai proprietari, non è la prima volta che pensiamo anche a loro, perché sia le famiglie che hanno difficoltà a pagare il fitto, sia anche i tanti esercenti commerciali che magari pagano il fitto di un magazzino in questo periodo di stop dovuto al lockdown prima, adesso l'altro lockdown che stiamo vivendo, cioè la Calabria ancora in zona rossa, quindi molti esercenti hanno difficoltà a pagare il fitto. Volevo fare un piccolo appunto perché noi da anni, sono 20 anni che esiste in tutta Italia, noi parliamo per la Calabria in particolare, il contributo fitto casa. Ecco. Noi siamo arrivati per il contributo fitto casa a delle erogazioni annuali che arrivano con molto ritardo, infinitesimali. Siamo arrivati ormai che viene stanziato il 10% di quello che è dovuto. Non capisco, ma per fortuna che c'è questo fondo che vengono erogati subito, questi 8.000 euro, per cui capiamo bene anche le norme che ci sono, che poi non vengono coperte, Certo. diciamo, la finanza non copre, diciamo, queste norme, per cui abbiamo una norma che c'è da 20 anni che avrebbe soddisfatto tutti, conduttori e proprietari, Ecco. adesso esce col fatto che c'è insomma anche tutta questa problematica, una norma che si va a coprire, quindi per fortuna che si vanno a ristorare queste posizioni che sono
no? Certo, Un poco perché molti ci chiedono, disequilibrate. ma esiste ancora il fitto casa? Sì, la norma c'è. Esiste il fitto casa, sono oltre 20 anni che esiste e avrebbe funzionato benissimo se fosse stato rifinanziato ogni anno, per cui stiamo assistendo veramente a una percentuale del 10%, che è una cosa veramente, molte famiglie si sono trovate in mezzo alla strada aspettando Certo. il contributo fitto casa. Quindi per rispondere ai tanti, tra poco salutiamo anche chi è in linea in questo momento, insomma la norma c'è, i soldi C'è purtroppo una no. distonia proprio di norme, Ecco. quindi la osserviamo e la censuriamo. Quindi insomma adesso c'è quest'altra Sì. norma che dà un aiuto a queste famiglie che si trovano in difficoltà per pagare il fitto. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? La Vibo. Benvenuto intanto, prego. Volevo parlare con l'avvocato. Per quanto riguarda l'invalida civile 74%, se c'è stato l'aumento, grazie. Grazie a lei. No, allora, l'aumento per tutte le classi di invalidità civile stiamo parlando, che naturalmente inizia con la percentuale del 74%, ha solamente gli aumenti Istat, quindi gli aumenti di legge, che sono veramente poca cosa. L'aumento di cui noi stiamo parlando da qualche mese, da luglio 2020 per l'esattezza, è solo per gli invalidi al 100%, quindi attualmente in attesa di integrazione gli aumenti, quindi il doppio della base che percepivano prima, si ha con decorrenza 2020 solo con l'invalidità al 100%. Le altre classi di invalidità dal 74 in poi attualmente no, godono solo della rivalutazione, quindi l'incremento di legge ma non aumento. Quindi niente, diciamo, bisogna avere il 100%. bisogna avere il 100%, è il requisito, l'unico requisito che però ecco, è proprio non è ammessa alcuna altra interpretazione. Perché sono nel 98. 98 assolutamente, Niente. 100%. 100%, quindi per avere l'aumento, quindi questo raddoppio ecco, dell'invalidità civile bisogna Con essere... decorrenza luglio 2020, per cui già telefonano in associazione alcuni che l'hanno ricevuto e quindi lo hanno sia con la mensilità di novembre che di dicembre, quindi è un assegno sostanzioso perché oltre ad avere l'aumento c'è tutto l'arretrato a far data da luglio 2020. E in questo periodo insomma... Il panettone è assicurato. Anche con il cashback, no? Perché molti ci chiedono questo cashback. E anche con il cashback, sì, senz'altro, che praticamente sarebbe il pagamento con la moneta elettronica. Ricordiamoci che si può avere praticamente, si arriva al 10% perché con la soglia di 1.500 euro, per cui chi spende 1.500 euro poi verranno rimborsati 150 euro. Quindi, per cui il pagamento in misura elettronica. Chi paga, quindi con le card praticamente, con la carta di credito, bancomat, eccetera, eccetera, partecipa inoltre, coloro che sono possessori di moneta elettronica, partecipano anche naturalmente alla cosiddetta lotteria degli scontrini. Quindi abbiamo invece la lotteria di Capodanno, abbiamo la lotteria degli scontrini. Degli scontrini. Teniamo presente che anche questa misura, perché poi la dobbiamo dire tutta, è un altro metodo che usa lo Stato per profilare i cittadini, perché tramite il pagamento con la carta elettronica vi profilano la vita, cioè gusti, tendenze e quant'altro, ma diciamo in questo periodo, ecco, diciamo, alcuni diritti sono stati affievoliti dalla pandemia e dalla crisi economica. Poi speriamo a breve, quando tutto sarà cessato, che andremo a parlare invece dei diritti veri e propri. Certo, perché i diritti negati sono davvero tantissimi, soprattutto in questo periodo. Io volevo far intervenire Cristian Scalmazzi e anche Mariella Ippolito, perché abbiamo parlato di questo Click Day ieri, ne abbiamo parlato la scorsa settimana del bando Riapri Calabria 2, una platea che si è allargata anche ai professionisti. Quanti sono stati più o meno? Ecco, infatti, chi ha il dato? Scalmazzi ha il dato più o meno delle domande, poi chiediamo anche a Mariella Ippolito. Allora, da un comunicato che ha fatto l'assessore Orsomarso, che può facilmente trovare sul sito della Regione Calabria, sembrerebbe che sono pervenute circa 43.000 domande.
43.000. Dobbiamo dire che in questo comunicato sia l'assessore che il nostro presidente facente funzioni Spirlì hanno preso l'impegno a non lasciare fuori nessuno, tant'è vero che non lasciare fuori nessuno significa elaborare tutte le domande che saranno concluse nella famosa fase 3, senza tenere conto, per via di questo attacco hacker, dell'ordine cronologico di presentazione di come dovrebbe essere stato il Click Day. Comunque, se il numero delle domande è questo comunicato dall'assessore Orsomarso, c'è la copertura economica affinché tutti possano ricevere il ristoro di 1.500 euro previsto dalla Regione. Quindi non ho capito, 43.000 domande, c'è la copertura per tutte le 43.000 domande? Sì. Perché quindi il fondo che aveva messo a disposizione la Regione Calabria era di 65 milioni di euro. Quindi ci siamo, avvocato. Perché 65 milioni diviso 43.000 fa esattamente 1.500 euro, per cui ci saranno, tutti ci entrano perfettamente. Ci rientriamo. Dovrebbe residuare anche qualche soldino. Beh, chissà, magari si amplia ancora. Si amplia la platea anche, ecco, qualcun altro. Anche questa è una buona notizia, perché tutti abbiamo detto che sono stati inseriti anche i professionisti, insomma altre categorie che in questo periodo di crisi, di stop, insomma anche molti professionisti si trovano in difficoltà. Sì, il problema serio che stiamo dicendo da molti mesi, autonome e partite IVA, con la desertificazione che perlomeno nelle regioni a zona rossa, comunque come la Calabria, praticamente autonome e partite IVA che prestano servizi alle persone, quindi per conto terzi prestano servizi, se c'è una desertificazione, nel senso che ci sono limitazioni di movimento e limitazioni naturalmente perché chiudono attività per la pandemia, naturalmente i primi che ne risentono sono coloro che hanno un'attività autonoma, le partite IVA, perché non potendo prestare servizi a terzi praticamente è come se perdessero il posto di lavoro. È chiaro. Intanto sentiamo chi è in linea, poi volevo far intervenire anche Mariella Ippolito. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buonasera, da Cosenza. Benvenuta intanto. Volevo chiedere all'avvocato, dal momento che si parla di diritti negati, diciamo i diritti non sono solo di natura economica, c'è una natura sociale, psicologica ed altro. E allora è premesso che di salute, quando uno parla di salute non significa assenza di malattia, ma significa benessere biopsicosociale, va bene? Allora io chiedo all'avvocato, per un soggetto disabile al 100% che non può muoversi, e anzi il fatto di muoversi potrebbe recargli dei danni sia fisici e sia di ordine psicologico, qualora il soggetto ha bisogno, perché può avere un dente cariato, può avere il palato infiammato, ma non ha altri sintomi, va bene? Il medico curante, se ritiene che debba essere sottoposta a casa da o un odontoiatra o da un otorinolaringoiatra e fa la richiesta, il medico che deve recarsi a casa, va bene, innanzitutto non può pretendere che questo soggetto sia sottoposto a tampone, e poi le chiedo, qualora lei può darmi dubbi, può il medico non andare? Guardate, grazie per la domanda, però è molto complessa la risposta, perché non c'è una risposta. Ecco, diciamo che la Costituzione che cosa dice? Che diciamo qualunque... Avvocato, se può alzare la voce, non sento molto bene. Pronto, mi sente? Risolviamo i problemi, provi a parlare. Mi sente, sì? Sì, adesso sì. Diciamo che i trattamenti sanitari non possono essere imposti se non per gravissime, diciamo, ecco, casi eccezionali. Quindi che cosa ci dice la Costituzione? Che lo Stato non ci può imporre trattamenti sanitari, quindi invece le richieste di trattamento sanitario ovviamente in Italia sono libere, sono ammissibili, sono legittimi e quindi è un diritto.
Tant'è vero che sappiamo che qualora ci venga negato un trattamento sanitario di cui dimostriamo comunque che vi sia la necessità per evitare danni maggiori, si può ricorrere addirittura con provvedimento d'urgenza al tribunale, al giudice, in questo caso della previdenza. Provvedimenti d'urgenza si chiamano. Detto ciò, il problema dei medici di famiglia è un problema che comunque... No, non è un problema di medici. Ma anche i professionisti, gli specialisti, perché come lei sa, praticamente questo è un problema che deve risolvere naturalmente l'azienda sanitaria competente, perché in questo momento molti reparti hanno cessato di fare quello per cui erano deputati, perché sono tutti quanti trasformati in reparti Covid, e quindi sia ausiliari, infermieri, medici, sono stati tutti quanti adibiti, diciamo, all'emergenza Covid, e praticamente soprattutto nelle zone, e noi stiamo parlando della Calabria, dove praticamente sentite che mancano strutture e manca soprattutto personale, ovviamente è un problema veramente grosso a fronte del diritto che ha chi si trova diciamo, nel bisogno di avere una cura specialistica, perché per ovvie ragioni, perché ha una qualche forma di invalidità o di minorata, diciamo, capacità di deambulazione. Dall'altro c'è un sistema organizzativo che naturalmente, ecco, devono organizzare, però diciamo sono problematiche prettamente dell'azienda sanitaria. Però chiaramente chi ha difficoltà Avvocato, perché è garantito il ricovero, è garantito il ricovero. Ma lei ha accennato all'intramuras, questo è extramuras. Non c'è, sì, la visita insomma, domiciliare per quelle persone. La visita domiciliare però lo sa benissimo meglio di me, ma leggendo dai giornali, nel senso che i medici, perlomeno molti medici del territorio, se non hanno gli ausili e praticamente non si può costringere loro ad andare. Mi permetto di dire questo, avvocato. Non c'entrano niente i medici del territorio. Questi non sono medici convenzionati, questi sono medici che dipendono dall'ASP. I medici del territorio sono i medici di base. Vi sto dicendo, il medico di famiglia a casa vostra non ci viene se non ha gli ausili propri, né tantomeno si può costringere. Il medico del territorio, lo specialista, non vi viene l'otorino a farvi una visita a casa, perché ci vuole tutta... Perché vi sto dicendo, non è che viene così, ci vuole tutto uno strumentario per accedere a questa un'abitazione. Solo lui. No, non lui, è l'azienda da cui dipende che deve fornire questa organizzazione per andare al domicilio di chi ha bisogno di salute. Non è che uno decide e quindi prende la macchina e va al domicilio. Non funziona in questo modo per questa pandemia, non funziona proprio in questo modo. L'accesso nell'abitazione privata deve essere tesa a garantire sia il sanitario e sia chi riceve le cure, per cui non è... ma allora mi perdoni, allora pure l'andare in ospedale... Vi sto dicendo comunque, io non sono Sperlì e non sono nemmeno... stiamo parlando in generale, per cui è un problema di organizzazione della sanità. È chiaro che in un periodo di emergenza sanitaria è ovvio che è un diritto vostro, però speriamo che qualcuno ascolti anche queste esigenze e cerchi di... però è politica sanitaria. No, va bene, ma permettetemi con calma, il problema è questo: il rischio sia per il sanitario e sia per il soggetto è più se il soggetto si muove e va nelle mura dell'ospedale. Che c'entra? È sempre molto più rischioso perché cosa? Se uno c'ha un prurito e comunque c'è lo stato di necessità, che va col carro armato. Allora, lo stato di necessità, voi dovete stare tranquillissimo, no? Che se avete uno stato di necessità tale perché non si può rimandare un accertamento, qualcosa, chiamate il 118 e nei loro scafandri vi vengono a prendere in qualunque situazione siete, eccetera, eccetera, e vi portano al pronto soccorso. E non c'è problema, se c'è questa difficoltà. Per il resto io non so l'azienda sanitaria come si muove. Ma permettetemi, ma se si tratta
di un soggetto disabile e quindi non sa dimostrare. Sì, abbiamo capito perfettamente. E allora? Abbiamo capito perfettamente. Intanto un obiettivo è stato raggiunto, cioè lei ha fatto l'appello in diretta, una denuncia in diretta, perché è anche vero che c'è questa emergenza sanitaria, ma ci sono tante altre patologie che non possono aspettare. In questo caso una persona disabile che non si può muovere, è impossibilitata, ha necessità di avere le cure domiciliari. Chiaramente lo specialista, il medico, deve avere tutti i dispositivi di protezione individuale per recarsi nelle abitazioni. Io è vi do normale. tutta la solidarietà e naturalmente questa è una trasmissione che serve anche per denuncia. Colgo l'occasione anche per tutti quei malati con malattie oncologiche che hanno dovuto rimandare esami diagnostici e anche di prevenzione, quindi protocolli per prevenire sotto indicazione malattie oncologiche, e noi sappiamo benissimo che le malattie oncologiche, lo scrimine di 30 giorni è la vita o la morte, quindi diamo solidarietà al telespettatore, diamo solidarietà a tutte quelle migliaia di persone che si sono viste bloccate in questo periodo sia la terapia che la diagnosi. Ecco, infatti, in modo che siamo solidali a tutti. Ci sono tante altre malattie. Ci sono tante altre malattie che sono state bloccate in fase di riconoscimento o di indagine sulla patologia. Per cui ecco, sappiamo benissimo che poi ci sono anche patologie un po' molto serie, che non fare, diciamo, prevenzione significa morire. Per cui ecco, diamo tutta la solidarietà e speriamo che chi è deputato a gestire, diciamo, la cura e quindi prendere in carico chi ha bisogno di sanità, che provveda, perché ci sono tante persone come il telespettatore, ma tanti altri che hanno bisogno, fanno una richiesta di sanità, di cura. Certo, quindi in questo caso è anche un caso particolare, perché non si può muovere da casa, perché c'è questa invalidità che gli impedisce appunto di lasciare le mura. Quindi l'appello è stato lanciato, intanto abbiamo la pubblicità, poi rientriamo con Mariella Ippolito, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, sono già tante le domande che ci arrivano anche sul nostro numero WhatsApp, ma io volevo chiedere a Mariella Ippolito, Confail, la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori per la provincia di Cosenza, intanto quanto supporto è stato dato a chi ha partecipato a questo Click Day, e poi se insomma la cassa integrazione per molti lavoratori è arrivata, se c'è una buona notizia. Allora, diciamo che noi abbiamo curato diciamo, dalla registrazione al portale, alla compilazione della domanda e addirittura all'invio della domanda stessa, che naturalmente c'è stata alle 10 ieri mattina, per cui a parte tutti i dispositivi diciamo dell'ufficio collegato con naturalmente i vari bandi, anche naturalmente abbiamo dato supporto a tutti i clienti e a tutti gli imprenditori che magari non hanno molta dimestichezza con le tecnologie informatiche, all'accesso alla piattaforma, dove noi abbiamo predisposto tutto. Bisognava veramente fare solo il click col ditino, altrimenti era veramente stato curato tutto nei minimi dettagli. Quindi insomma sia dalla parte della registrazione, compilazione della domanda, invio della domanda ieri alle 10 e per giunta stamattina già tutte le domande caricate e naturalmente inviate, quindi firmate digitalmente e inviate, per cui abbiamo chiuso, diciamo, questa seconda edizione del bando, credo, nel migliore dei modi. Quindi... A parte questo, oltretutto sembra che ci sia anche uno spiraglio per quanto riguarda, abbiamo notato che c'è anche una manifestazione di interesse da parte della Regione
per creare forse bandi a fondo perduto o non sappiamo ancora esattamente la forma in cui vorranno essere erogati dei fondi per i tirocinanti, perché effettivamente i tirocinanti sono tenuti fuori da ogni forma di sussidio, se ne sono praticamente scordati. Molti hanno dei contratti di tirocinio e questi assolutamente non hanno avuto nessuna forma di, diciamo di aiuto, quindi né cassa integrazione né REM, perché comunque hanno una forma di guadagno, né reddito di cittadinanza, per cui per questi si prevede che ci possa essere diciamo un interesse nel poter erogare delle somme, però il modo e la forma ancora non è molto specificata, come non è anche non è stato nemmeno specificato di come verrà, diciamo, fatto, se verrà fatto questo bando sul noleggio con il conducente. Dovrebbe essere anche un bando che dovrebbe partire da qui a breve, quindi però poi per maggiori informazioni su questo ci dobbiamo poi diciamo rivedere nei prossimi giorni, certo, per avere poi il dettaglio e il merito. Vedremo le novità. Per la cassa integrazione lo chiedo sia a Ippolito che a Scalmazzi. Iniziamo da lei, Ippolito. Allora, la cassa integrazione abbiamo avuto quindi queste 9 settimane che si possono naturalmente utilizzare entro il 31 di dicembre, per poi ci dovrebbe essere una cassa integrazione che ci sarà dal 1 gennaio al 31 di marzo per un totale di altre 12 settimane. Per cui diciamo quelli che hanno un regolare contratto presso un'azienda dovrebbero essere coperti, diciamo, da questa forma. L'unica pecca delle casse integrazioni, così come dico sempre e ribadisco più volte, sono i tempi di erogazione, che sono molto lunghi al momento. Certo, e intanto salutiamo chi è in linea, poi parliamo anche con Scalmazzi. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Io sto chiamando da Rosarno, volevo parlare con l'avvocato. Benvenuto intanto, prego. Buongiorno. Avvocato, buonasera. Buonasera. Io sono un invalido al 100%, no? Sì. Però, 65 anni, over 60, no? Però io non ho ricevuto nessun aumento, perché ho diritto, non ho diritto. Sono andato al CAF e mi ha detto no, se non li hanno lavorati ora li lavoreranno a gennaio, ma io ho poca fiducia di questo. Allora, di questo perfetto, l'erogazione avverrà nelle mensilità o di novembre o di dicembre, per cui con gli arretrati da luglio, per cui sì. A molti è già arrivato, perché ne abbiamo avuto notizia, perché hanno telefonato in sede, quindi hanno ricevuto la mensilità di novembre unitamente agli arretrati da luglio 2020, però già l'INPS aveva già mandato una circolare in cui fra novembre e dicembre sarebbero state, vi troverete, quindi a questo punto... né a novembre né a dicembre li ho trovati. E può darsi che vi viene un assegno con gli arretrati in corso d'opera, se no sto dicendo, alcuni sono arrivati, però era novembre e dicembre che dovevano essere corrisposti tutti quanti. Ci può essere... è possibile che li mandino a gennaio, come mi diceva il CAF? No. È possibile? Che rimandino a gennaio questa erogazione? Guardate, se ci sono ritardi, sì. O gli arretrati ve li mandano in corso d'opera, quindi in questo mese o fine novembre o nei primi giorni di dicembre, però dovete, l'unica cosa anche per vedere col vostro codice fiscale, ovvero ma io ho guardato perché col numero della vostra posizione, e io sono in possesso del PIN e tutto. Col numero della posizione vostra, del numero di pensione che state prendendo voi, lì se accedete nel vostro cassetto previdenziale, praticamente dovrebbe esserci anche qualche notizia di prima mano. Ma perché io sono pure, sono pure pensionato di Ape Social, no? Sì.
però loro diciamo, che anno di imposta prendono loro? 2019 o 2020? Per calcolare non dovete avere 8.000 e qualcosa di reddito annuo. Sì. Ma nell'anno in corso o nell'anno passato? No, è sempre far riferimento 2019, siamo nel 2020, far riferimento no, perché io nel 2019 diciamo, ho fatto il 730, il mio esce 6.007 qualcosa. Quindi c'è. Perfetto. Quindi ci rientra. Ci rientrate. Però non mi è arrivato niente ancora. Sì, quello che dovete verificare è nel vostro cassetto previdenziale o diciamo presso un CAF o un patronato, però forse il dottore Scalmazzi ci può essere d'ausilio, perché con le metodiche dell'istituto previdenziale diciamo sono frequenti questi ritardi o incidenti oppure irregolarità nella gestione da parte dell'INPS. Allora, facciamo rispondere il dottore Scalmazzi, se ha inquadrato bene il problema, insomma. Allora, per quanto a nostra esperienza, noi siamo abituati a eseguire una serie di solleciti su domande per, diciamo, abbreviare quelle che sono le tempistiche dell'ente di previdenza. C'è da tenere conto di una cosa: l'INPS lavora giornalmente rispetto ad altri enti dello Stato milioni di domande, dei ritardi sono comprensibili, per cui come ha detto l'avvocato Rodighiero è importante rivolgersi a un CAF o a un patronato che prende a cuore la situazione e comincia a seguire giornalmente con mail di sollecito e quant'altro, affinché il nostro spettatore possa avere diritto a quanto spettante. Io non ho fatto nessuna domanda. Sollecitare. Non ho fatto nessuna richiesta, nessuna domanda. Sì, ma perché voi la percepite già, sì, perché voi già la percepite, per cui voi siete esente domanda, però è una pratica aperta all'INPS, viene lavorata. Quindi si può fare comunque un sollecito. Un sollecito se bisogna farlo, perché se continua, vi ripeto, era novembre e dicembre, poi doveva essere erogato automaticamente, se lo doveva trovare nel conto corrente il telespettatore. Però è meglio inviare una mail. Diceva il dottore Scalmazzi? Il CAF mi diceva che allora se non si arriva il 15 gennaio facciamo ricorso un patronato per chiedere informazioni in merito alla mancata corrispondenza delle somme. Perfetto. Quindi insomma è sempre meglio chiedere, no? Sollecitare. Sicuramente ci saranno questi ritardi, ci sono tante domande, ci sono tanti... Sì, il diritto c'è, per cui diciamo con gli arretrati a partire da luglio 2020 c'è. Semplicemente che questo ingorgo, questo intoppo, che poi non so se è soltanto del telespettatore o di che platea di aventi diritto, però si può sollecitare. Ripeto, se ha dimestichezza col cassetto previdenziale, alle notizie in anteprima e anche tramite il sito può sollecitare, altrimenti un CAF o un patronato, in modo che sollecitano loro. Quindi, perché hanno la stessa piattaforma dell'INPS, lavorano sulla stessa piattaforma. Come ci diceva Scalmazzi, insomma, voi fate spesso questi solleciti, ecco, proprio perché i ritardi sono all'ordine del giorno, soprattutto in questo periodo, dottore Scalmazzi. Stavamo parlando prima anche della cassa integrazione, insomma, cassa integrazione che per molti tarda ad arrivare. Per molti tarda ad arrivare, però c'è da dire che c'è un buon numero di domande che all'inizio di dicembre sarà posto in pagamento. Il problema comunque, come vi dicevo prima, è collegato purtroppo alla mole di domande dovute agli effetti straordinari del Covid che si stanno lavorando, e diciamo che in tutta questa confusione purtroppo qualcuno può essere normale, diciamo, vuoi per il sovraccarico da parte dei consulenti, vuoi per il sovraccarico dei dipendenti dell'INPS, quindi bisogna purtroppo stare attenti quando si presentano queste domande, a sollecitare, chiedere informazioni, verificare se una pratica è a posto sia dal lato azienda sia dal lato dipendente,
io proprio stamattina parlavo con un dipendente, dice mi hanno risposto il pagamento della cassa integrazione, però c'è un conto corrente errato. E purtroppo l'unica cosa da fare in questo momento... No, ma a me mi è arrivato l'accredito della pensione su quel conto corrente, non c'erano gli arretrati. Sì, non è il suo caso, cioè, chiaramente, però il dottore Scalmassi ci diceva come le cose che capitano quotidianamente, no? Questi ritardi, gli intoppi, il conto corrente... Può essere normale, diciamo una cosa, ecco. Come? Può essere normale una cosa. Dovete, andate al CAF più vicino a casa vostra, che sono sparsi nel territorio. Sono andato ieri io per questo e ho chiesto, mi ha detto no, 1° gennaio non possiamo fare niente. Cambiate CAF, perché o si mettono ed entrano nel sistema dell'INPS, perché vi dicono che sono già in prefessivo questi CAF, no? Cambiate CAF magari. Come diceva il dottore Scalmassi, bisogna trovare un CAF che la prenda a cuore, ecco, perché altrimenti infatti, che vi dicono venite a gennaio, non sono risposte, nel senso che... ecco. Infatti non c'è il tempo che trovano queste risposte. Sì, cambiate CAF. Va bene, poi ci faccia sapere, noi ogni giovedì siamo qui, quindi ci faccia sapere. La ringrazio. Grazie. E complimenti per la trasmissione. Grazie per aver telefonato. Quindi quello è il problema, trovare il CAF, il patronato che prenda a cuore appunto queste problematiche, perché magari per molti saranno niente, per tanti cittadini, tanti lavoratori, tanti pensionati, queste somme sono importantissime per andare avanti. A proposito di somme, Avvocato, prima abbiamo accennato al fitto casa, è arrivata una richiesta a proposito di fitto casa, aspettiamo dal 2016. Avete notizie? Purtroppo... purtroppo non le abbiamo, per cui il fitto casa, che è legge, che praticamente sono oltre 20 anni, il fitto casa ancora con ritardi veramente di più anni e non viene pagato, non viene erogato. Per cui ricordiamo sempre il fabbisogno, diciamo, di contributo fitto casa che ogni comune deve recepire dai propri cittadini entro maggio di ogni anno, spedire alla Regione Calabria, e quindi dopo la Regione Calabria lavora e in base ai soldi che mette a disposizione parte il governo centrale, parte la Regione Calabria, parte il comune di appartenenza, vengono materialmente liquidati, erogati agli aventi diritto. Purtroppo per il fitto casa, che avrebbe risolto tantissimi problemi economici e anche di stabilità abitativa di molti cittadini, anche questa è una grossa incompiuta. Certo, grossa incompiuta. Come dicevamo prima, c'è la norma, i soldi no. C'è la norma che è buonissima, però non c'è copertura economica. Purtroppo è così. E anche questa era una misura importantissima per tanti cittadini. Insomma, all'inizio copriva il 100%, non lo ricordiamo, poi man mano siamo arrivati al 10%. Al 10%. Ricordiamo anche che, a proposito di comuni, che praticamente forse... Sì, abbiamo una telefonata intanto. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buonasera, chiamo da Vibo. Benvenuto intanto, prego. Volevo fare una domanda all'avvocato. La sta ascoltando. Siccome l'anno scorso ho fatto la rottamazione delle cartelle Equitalia, ma volevo sapere se sono stati rinviati oppure si deve continuare a pagare. La rottamazione, sì. È stato prorogato. Adesso stiamo aspettando naturalmente proprio il decreto. Come voi sapete, voi avete fatto l'unica scadenza che c'è è il 10 dicembre per quanto riguarda gli arretrati della rottamazione ter, che le somme sono state prorogate in virtù del Covid, per cui per non perdere le agevolazioni della rottamazione ter bisogna pagare l'arretrato entro il 10 dicembre 2020.
Quindi... Sì, ma io ho sempre pagato, ma questo mese no, volevo sapere se devo continuare a pagare o devo Voi se avete, rimandare. allora, l'unica scadenza, potevate non pagare perché praticamente era stato tutto quanto sospeso da marzo 2020, era sospeso per il Covid e praticamente per non perdere i benefici, quindi il normale pagamento secondo la rateizzazione che ognuno secondo le proprie esigenze ha fatto con la rottamazione ter, adesso ha fino al 10 dicembre la possibilità di pagare le rate arretrate e continuare regolarmente. Voi avete pagato sempre regolarmente e continuate a pagare regolarmente. Se poi in questi giorni esce un'altra volta una proroga del pagamento per quanto riguarda la rottamazione ter, stiamo sempre parlando, poi vi verrà data molta pubblicità, lo diremo anche noi. Però Quindi al momento bisogna pagare, cioè quindi questo voleva sapere il nostro... Allora, da marzo 2020 non si pagava, per cui l'unica scadenza per chi ha aderito alla rottamazione ter è praticamente questa, nel senso il 10. Fino al 31... Mi scusi avvocato, ditemi. In pratica le mie rate sono a scadenza quadrimestrale, capisce? Ah sì. Allora io ho pagato sempre puntualmente, ma questo mese mi scade la rata e volevo sapere se la posso rimandare o meno. Guarda, torno a ripetere, fino al 10-12 c'è termine per pagare le scadenze che avete maturato. Se non ne avete maturate, maturatele perché se non interviene se non c'è un intervento legislativo, una norma, un DPCM che ci dice potete saltarla, non è saltare una rata di pagamento dell'agenzia riscossioni, di Equitalia, per parlarci chiaro, perché saltare una rata di Equitalia non vi pregiudica la rateizzazione che avete, diciamo, contrattato e contrattualizzato con l'Equitalia. Quando fate una rottamazione non potete saltare i termini, per cui questo pagamento quadrimestrale lo dovete fare perché non è una rateizzazione normale, questa proviene da una rottamazione e le scadenze della rottamazione purtroppo sono perentorie, non bisogna saltarle. Ripeto, da marzo 2020 fino al 10-12-2020 erano sospese per legge, per cui potevate non pagare. Adesso invece bisogna pagare. Adesso ecco, dovete pagatela per evitare che decadete dai benefici della rottamazione ter. Ma anche se dovesse ritardare di un giorno? Non ho capito. Anche se dovesse ritardare di un giorno. E allora, guardate, la norma è precisa, quindi la norma è precisa, i termini sono perentori e quindi vi do il consiglio di vedere di pagare entro il termine che viene fissato, perché ho visto purtroppo decadere dai benefici per aver pagato con un giorno di ritardo. Quindi ok, grazie. Bisogna pagare entro il termine. Sì, ma fino ad ora abbiamo avuto, c'è stata la sospensione per quanto riguarda la rottamazione e siccome sappiamo che l'esecuzione esattoriale è sospesa fino al 31/12, noi praticamente da marzo 2020 fino al 31/12 non ci sono problemi con la riscossione esattoriale. Abbiamo la possibilità anche qua di fare lunghe rateizzazioni. Ora non sappiamo se con l'anno nuovo ci sarà una rottamazione ter, una rottamazione tombale. Allo Stato ci sono questo tipo di agevolazioni. Certo. Quindi esecuzione settoriale fino a fine anno, 31/12, non se ne parla. L'unica scadenza per quanto riguarda il pagamento della rottamazione ter è il 10/12, pagamento di tutto l'arretrato per evitare naturalmente la decadenza dal beneficio. Abbiamo poi una domanda proprio sulle rateizzazioni, cosa bisogna fare, ci chiedono. Allora, per le rateizzazioni è molto semplice. Si possono fare
direttamente sul sito di Agenzia delle Entrate e Riscossioni. È proprio molto semplice, a semplice richiesta, mettendo le cartelle di cui si chiede la rateizzazione e basta, senza dover chiedere permesso a nessuno. Quindi da soli si può fare? Si può fare da soli. Se vi volete, vi fate naturalmente aiutare da qualche consulente, cose eccetera eccetera, è molto semplice. Si può andare allo sportello naturalmente di Equitalia, quindi dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e quindi si può fare tranquillamente. E naturalmente praticamente si arriva agevolmente a 72 rate mensili e in caso si abbiano difficoltà documentate di pagamento si può arrivare fino a 120 mesi, quindi fino a 10 anni. Quindi insomma in questo periodo rateizzare, sì. Insomma, viste gli Poi incassi. sono sotto i 50.000 euro e praticamente va proprio in automatico, somme superiori poi passa, diciamo, si va a vedere che tipo di tributo, di che cosa stiamo parlando, però diciamo, è molto agevolativa, diciamo, questa possibilità di rateizzazione. Chissà se Scalmazzi e Ippolito aiutano, insomma, molte persone nelle rateizzazioni. Vediamo, ecco Ippolito, abbiamo Ippolito, aiutate molte persone per le rateizzazioni? Sì, ci occupiamo anche di quello, infatti abbiamo curato anche, allora, a parte le rateizzazioni che le facciamo sempre, quindi, ma abbiamo curato anche la parte poi delle rottamazioni e a proposito di questo si dovrebbe anche prospettare una nuova rottamazione che dovrebbe includere tutte le cartelle che sono rimaste fuori dalla vecchia rottamazione. Mi riferisco alle cartelle dal 2018 in avanti, perché fino al 2017 erano state abbondantemente coperte dalla vecchia rottamazione. Quindi potrebbe prospettarsi anche questo diciamo, con gli inizi di dicembre. Quindi insomma ci sono molti contribuenti, effettivamente imprese, contribuenti privati che stanno aspettando proprio questo tipo di informazione. Quindi noi assolutamente offriamo supporto sia per quanto riguarda rateizzazioni, sia per quanto riguarda rottamazione, saldo e straccio e quant'altro. Assolutamente sì. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà questa ulteriore rottamazione. Intanto abbiamo la telefonata. Pronto? Buonasera, sono la signora Petrosi di Spezzano Albanese. Volevo chiedere una cosa all'avvocato per l'invalidità che mi danno aumento a dicembre, che c'è il 100% di... No, ho capito. Non abbiamo capito, signora. Allora, da dove ci chiama intanto? Da Spezzano Albanese. Da Spezzano Albanese, ok. Voleva chiedere all'avvocato cosa? Date che la pensione di invalido prendo 2,90, ma date che io sto all'invalidità al 100% dell'invalidità, ma so qual è la retrata di aumento a dicembre? Credo di sì, perché 290 euro di pensione di invalidità. È il doppio, prende quasi il doppio, signora. Quindi sì, dovrebbe essere in automatico. Con praticamente, vi ripeto, con l'aumento retroattivo, vi pagano l'aumento dal mese di luglio 2020 fino ad ora, quindi fra novembre e dicembre dovreste ricevere automaticamente tutto quanto. Quindi non c'è bisogno di fare domanda? Assolutamente no, chi già la percepisce... Perché manco le 16.000 euro, sopra 11.000 euro abbiamo della vita. Come reddito avete 11.000 euro, signora, mi diceva? Sì, 16.000 no. Quanto? 11.000 euro. 11.000 euro. 11.000 euro di reddito familiare, insomma. Sì. Allora dovreste rientrare, perché il limite da singolo è 8.000 e qualcosa, invece se c'è più di un componente è 14.000, per cui dovreste rientrare. Quindi dovrebbe rientrare... Sì, per quanto riguarda questa misura della invalidità al 100%. Quindi senza bisogno di fare domanda è in automatico, insomma, sì. Giusto? Sì.
Va bene signora? Allora le prendo avvocato. Come? Mi tocca poco lavoro. Quindi questo aumento, abbiamo un po' di problemi sulle linee in questo momento, dovrebbe essere in automatico, quindi non c'è bisogno di fare domanda. Con 11.000 euro... Chi già percepisce va in automatico, non c'è bisogno della domanda. Noi ci dobbiamo invece fermare pochi istanti per la pubblicità. Rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Intanto insieme all'avvocato diamo un po' di buone notizie, no, per tante persone aventi diritto. Iniziamo dalla pensione di reversibilità. Sì. Allora, ci sono buone notizie. Sì, perché si parla di aumenti. Sì, aumenti, diciamo che c'è praticamente l'INPS a coloro che per i casi della vita sono beneficiari di pensioni di reversibilità, se hanno anche una invalidità, diciamo, inabilità al lavoro, possono chiedere all'INPS un aumento, cioè dichiarare ciò e c'è un aumento mensile per sempre di 52,91 euro che poi sempre sarà soggetto ad aumenti secondo le variazioni Istat. Per cui siccome è un'agevolazione a domanda, coloro che percepiscono reversibilità, che hanno una qualche forma di inabilità al lavoro, domanda all'INPS e ricevono 52,91 euro per sempre sulla pensione. Sono 600 euro mensili, 600 euro annuali che va ben, cioè, sono tutti quanti buoni, per cui altrimenti solo a domanda si accede, per cui non c'è nessun automatismo, per cui invito tutti quanti, patronato e poi online fare la domanda. Ricordiamoci poi che anche sempre l'INPS l'assegno al nucleo familiare, che è indipendente da tutte le altre misure che ci sono. Che cosa succede? La domanda però bisogna farla entro fine dicembre 2020 e chi ha il reddito basso che è documentato dalla certificazione ISEE si può arrivare fino a 422 euro, quindi famiglie con figli, è indipendente dalle altre agevolazioni. Questo è proprio un assegno INPS per le famiglie che hanno, diciamo, difficoltà economiche, indipendente dalle altre misure. Quindi questo è l'INPS che lo eroga con un fondo proprio. Quindi è proprio anche un se fondo hanno altre agevolazioni, se suppliscono, quindi possono fare la domanda. Però entro dicembre 2020, perché sono tutte delle forme di sostegno straordinarie, chiamiamole, quindi non saranno per sempre, però l'unica cosa, domanda entro fine dicembre 2020, quindi anche per questa misura, patronato, domanda online, quindi però fatelo diciamo il più presto possibile, perché prima lo fate, prima incomincerete a beneficiarne. Quindi si parla di famiglie numerose. Famiglie numerose con basso reddito. Perfetto. Quindi è l'INPS che, questa è una cosa proprio dell'INPS che eroga queste somme, domanda entro fine dicembre 2020, poi non c'è più spazio, diciamo, solamente, e sono temporanei questi, diciamo, queste erogazioni. Aiuti, certo, queste erogazioni. E poi da adesso ci sono anche i buoni spesa dei comuni, quindi ci sono stati da parte del governo centrale con ristori bis, ci sono stati, diciamo, sono state implementate le casse comunali, ci sono dei circuiti, insomma dei fondi. E quindi questi buoni spesa arrivano fino a 500 euro, però questi buoni spesa vanno sempre alle famiglie che sono in difficoltà. Purtroppo non c'è una norma generale di riferimento, per cui ogni comune metterà i suoi limiti di reddito e le modalità di erogazione di questo buono spesa, per cui tutti quanti coloro che si trovano in particolare difficoltà economica devono recarsi presso il comune, dove c'è proprio il regolamento proprio per questo
che cosa richiede il comune di appartenenza per erogare questi buoni spesa, perché ripeto non c'è una norma generale, ogni comune fa come vuole, per cui siamo oltre 1000 comuni in Calabria, per cui naturalmente non sappiamo, non possiamo stare dietro, diciamo, certo. Sarebbe impossibile, per cui diciamo questa è un'altra agevolazione per cui tutte le persone che si trovano in diciamo, situazione svantaggiata, comune di residenza e vedere che requisiti vuole il comune, certo. L'amministrazione per erogare questo beneficio. Quindi bisogna andare presso i comuni per in questo caso presso i comuni, perché presso l'ufficio relazioni con il pubblico laddove esiste e quindi farsi dare indicazioni. Quindi sono tutti aiuti? Tutti aiuti che comunque concorrono diciamo, ad alleviare perlomeno la crisi economica, che però siccome ci sono, i soldi sono stanziati, bisogna usufruirne. Certo, è chiaro, insomma c'è un momento di difficoltà, vedo in collegamento Scalmazzi, piccole e medie imprese che sono un po' sofferenti. L'ossatura economica di questa nostra terra, l'abbiamo sempre detto, però è insomma, da marzo che tante imprese davvero si trovano in enormi difficoltà. Prima di far intervenire Scalmazzi abbiamo una telefonata e poi rientriamo con Confimitalia. Pronto? Sì, pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto. Senta, volevo sapere dall'avvocato, per le pensioni, per chi percepisce pensioni di reversibilità con una qualsiasi invalidità, e con quell'aumento... Inabilità. Ah, inabilità, quindi bisogna essere in età lavorativa. Inabilità lavorativa. La signora chiede, bisogna essere in età lavorativa? No, inabile al lavoro. Quindi anche se... Inabile al lavoro. Chiedo scusi, io ho 70 anni, lo potrei percepire? No, dovete essere avete una forma di inabilità. Io sono invalida al 70%. È invalida la signora? No, qui si parla di inabilità lavorativa, non invalidità civile, inabilità lavorativa. Quindi la signora che ha 70 anni... No, signora, no. Voi siete invalida, non inabile quindi al lavoro. Scusate che ve lo dico anche per brevità, insomma, no, non è questa la casistica. Quindi non rientra? Inabilità al lavoro. Inabilità al lavoro, va bene. Diceva signora? No, dicevo va bene, allora vi rassegno. No, ma non è che perché mi siete antipatica, ce lo dice la norma di legge. No, avvocato, non volevo dire questo. Purtroppo ma giustamente la drammatizziamo anche... in questo periodo, ecco. Certo. Ma la signora giustamente diceva, io percepisco una pensione di reversibilità, non ho l'età per andare a lavorare. Sono le anomalie della legge, Certo. Le anomalie della legge. Cioè magari uno che ha 70, 75 anni. Non è inabile, le anomalie sono pure invalida, quindi... Le anomalie... ci ho provato, grazie avvocato, vi saluto, buonasera. Grazie a lei signora, ma ha ragione la signora avvocato, perché certo. Giustamente, cioè, se uno ha una pensione di reversibilità probabilmente non ha superato i 65 anni. Sì. Ecco, e dovrebbe avere, diciamo, diritto a alleviare un poco, ad aumentare con... Ecco, quindi anche questa differenza che per alcuni motivi è anche giustificata da una ratio della legge, però inabilità o invalidità, certo. Chi ha problemi o invalido civile o inabile al lavoro, cioè vuol dire che bene non sta. È chiaro. Ecco, quindi diciamo, infatti si potrebbero estendere le norme. Ecco, infatti le norme insomma spesso sono difficili da comprendere, non bastano le interpretazioni che ci insegnano a scuola. C'è sempre qualche distonia nelle norme di legge. Certo. Intanto veniamo a Confimitalia, Cristian Scalmazzi, stavamo dicendo prima che insomma ci sono tantissime piccole e medie imprese del nostro territorio che si trovano in enormi difficoltà e molte di queste imprese, dottore Scalmazzi, hanno chiuso, stanno per chiudere definitivamente, è così? Sì, molte imprese hanno chiuso,
c'è chi è in fase di definire per fine anno la chiusura e quindi non avere più una continuità con l'inizio dell'anno nuovo. La problematica comunque, al di là di quelle che sono state le misure del ristori, se potevano bastare, non bastare, di quello che è stato dato, non è stato dato, è che comunque vediamo sui territori assenza di gente, una bassa circolazione, le persone che comunque a seguito del lockdown hanno modificato anche il loro modo di spendere il denaro, molti hanno deciso comunque, visto il periodo di incertezza, di non spendere, non investire, e questo purtroppo si ripercuote negativamente all'interno del mercato e soprattutto su quel tessuto imprenditoriale che è rappresentato dalle nostre piccole aziendine, il negozio sotto casa piuttosto che la grossa distribuzione, che sta soffrendo e che purtroppo spesse volte per gli elevati costi sono costretti ad abbassare la saracinesca. Basta fare una passeggiata lungo i principali viali delle nostre città e si può vedere come i cartelli fittasi oramai sono diventati predominanti all'interno della scena locale. Certo, è anche difficile poi fittare in questo periodo, no? I locali, perché insomma c'è questa crisi che investe un po' tutti i settori, quindi dall'imprenditore, dal piccolo imprenditore, il dipendente e via dicendo, insomma è davvero una situazione molto difficile. Sì, la tassazione sia ai singoli, alle persone fisiche che giuridiche è proporzionata al reddito. I costi fissi assolutamente no, per cui chi è stato costretto a chiudere, comunque luce, acqua, gas e quant'altro, canoni di locazione e quant'altro sono rimasti uguali. Quindi anche è distonico questo ragionamento, nel senso che tassazione è in base ai redditi, mentre invece quello che è veramente pesante poi per le attività sono praticamente i costi fissi che non sono in base al reddito. Certo. Quindi in periodi di crisi che dal dopoguerra non c'era mai stato, abbiamo scoperto quali sono anche i disequilibri nella società italiana. Certo, insomma la situazione è tragica, però per fortuna che sicuramente quando si ripartirà con un'esperienza diversa e su basi nuove, sicuramente proporzionalità, sicuramente uguaglianza, sicuramente reciprocità, no? I cittadini pagheranno le tasse pretendendo però per il pagamento delle tasse i servizi, perché abbiamo visto che qualcosa non ha funzionato, per cui ecco, purtroppo è brutto dirlo, però anche con questa tragedia però delle cose prese di coscienza comunque dovrebbero essere poi radicate ormai nei cittadini. Certo, e poi abbiamo visto insomma molte piccole e medie imprese che purtroppo non possono riaprire, non hanno la... I temi di sempre, perché ne ragionavamo anche col dottore Scalmazzi e la dottoressa Ippolito, perché ci sentiamo durante la settimana per motivi di lavoro e parlavamo proprio di questo, perché non è possibile che gli autonomi non possono avere la cassa integrazione e quindi, a differenza del pubblico, i dipendenti degli autonomi non possono andare in cassa integrazione, no? Quindi possono alcuni no, mentre invece il pubblico non ci può andare, rimane lì. Cioè ci sono differenze che ecco perché anche coloro che hanno attività commerciali, se vanno male, devono chiudere. No, non funziona così, cioè ci deve essere un po' di uguaglianza fra i cittadini. Non può chiudere il pubblico, non può chiudere nemmeno il privato, perché le tasse le pagano gli autonomi e le partite IVA. Per cui, ecco, reciprocità, uguaglianza, questa è la cosa che per fortuna abbiamo capito che nei momenti di crisi sono valori che pensavamo di avere normalmente, invece poi quando vengono a mancare questi
Certo. Ecco, la praticità, ecco, l'effetto pratico di questi valori, uno ne sente la mancanza, sarà un buon motivo per ripartire, per riaffermare questi valori. Certo, vedremo e non poi... c'è dubbio, i poveri non si devono vedere più, per cui i poveri non si devono vedere più. Vedo collegata intanto la dottoressa Ippolito in attesa anche di questo, certo. di questo ristoro quater, scusate, siamo arrivati al quater, ancora non si sa bene chi ci rientrerà, come saranno le modalità, però si vive in questa speranza di intercettare, no, qualche soldo, qualche risorsa che possa consentire di non morire per quanto riguarda le attività commerciali. È così, dottoressa Ippolito? Esattamente, si sta aspettando questo ristori quater nell'attesa che venga aumentata la platea dei beneficiari. Naturalmente ci sono molte cose che possono scendere in campo, anche si sta parlando delle imprese che non aderiscono alla cassa integrazione, che praticamente potrebbero usufruire per 4 mesi di sgravi a livello dei contributi per quanto riguarda i contributi pagati sui dipendenti. Naturalmente si sta parlando che gli sgravi possono essere il 100%, se il fatturato dell'impresa, se la diminuzione del fatturato dell'impresa è nell'ordine pari o superiore al 20%, oppure si parla di sgravi al 50% dei contributi dei contributi dei dipendenti per chi invece ha avuto una diminuzione del fatturato che è stato al di sotto del 20%, ma sono ancora solo ipotesi. Al momento non c'è nulla di certo di quello che verrà approvato e di quando verrà approvato, quindi se ci sarà questo allargamento di platea per i beneficiari magari di ulteriori richieste per i fondi perduti, quindi al momento secondo me dipende anche da come naturalmente si evolveranno anche le aperture, se ci saranno delle aperture, se magari i contagi continueranno ad aumentare. Secondo me ancora rimangono tutte ipotesi, quindi alla fine non c'è nulla di certo. Vedremo quello che sarà. Beh, è chiaro, insomma, ancora c'è un punto interrogativo enorme, si aspetta anche questo vaccino, no, per il Covid che dovrebbe arrivare a gennaio. Purtroppo qua da noi ancora non sono arrivati tutti i vaccini anti-influenzali. Non sono arrivati i vaccini influenzali, con grave danno per la popolazione. Poi raccomandavano anche il vaccino contro la polmonite. Sappiamo benissimo chi non è categoria protetta praticamente costa 100 euro, quindi cittadini di serie E e cittadini di serie B, per cui ci sono famiglie che naturalmente non possono fare un esborso tale per andarsi a comprare questo vaccino e quindi un'altra volta disuguaglianza diritti assoluta. Negati, perché insomma... Diritti negati, che è veramente una cosa indecente per questa pseudo-repubblica, perché chi non garantisce i diritti ai più poveri, diciamo, ancora non abbiamo raggiunto, diciamo, quello che i padri costituenti volevano. Secondariamente, anche per quanto i rumors del vaccino, poi bisogna andare a vedere se effettivamente ci sarà questa, diciamo, un prezzo sociale. Voglio ricordare che i costi delle mascherine, l'abbiamo detto, esiste ancora la social card, cioè coloro che hanno più di 65 anni e non hanno più di 6.000 euro di ISE possono avere 80 euro bimestrali, quindi caricati su una carta per andare a fare la spesa, quindi 80 euro bimestrali. Ricordiamoci che una famiglia di 4 persone, se deve andare a comprare, come prescrivono i medici, almeno una mascherina chirurgica al giorno, praticamente erodono la social card per andare a fare la spesa, quindi ancora una volta c'è una forte disuguaglianza, quindi stiamo bene attenti perché soprattutto in guerra, e questa diciamo è una guerra sicuramente sanitaria ma anche economica,
coloro che non hanno soldi praticamente sono i primi a morire. Quindi ricordiamoci, perché arrivano tantissime telefonate di disperazione. Noi qui la povertà deve essere assolutamente, deve scomparire. Come scomparirà questo virus? Deve scomparire. Speriamo, insomma, nei prossimi mesi di Speriamo, ma dare sempre... lottiamo per questo, certo. per Certo, noi continuiamo a denunciare le cose che non vanno, anche il fatto dei vaccini, l'abbiamo messo in chiusura della trasmissione, però sono tantissime davvero le richieste di aiuto che ci arrivano anche da parte di persone che hanno superato i 65 anni e ancora non hanno il vaccino. Lo chiedono a noi, vedete quello che potete fare, non so assolutamente dove andarla a prendere. È chiaro. Purtroppo. Ne parleremo magari anche la prossima settimana. Intanto io saluto Cristian Scalmazzi per essere stato qui con noi, grazie dottore Scalmazzi, grazie anche a Mariella Ippolito. Grazie a voi, buon lavoro a tutti e due, grazie al nostro avvocato Pierpaolo Rodrighero. Grazie, e come sempre noi torneremo la prossima settimana. Perfetto, grazie. Grazie, a più tardi, alla prossima, arrivederci.